Ma buongiorno maestro. Oh, buongiorno, ciao, ciao. Quanto sei bello Gianfranco e quanto mi è dispiaciuto non essere lì a gioire di questo premio a Bari. Tra l'altro Gianfranco c'è un'organizzazione stellare, non so se è cambiata rispetto agli anni. No, Laudadio è cambiato, è mi ha avuto cambiato. ospite, ti mandano il Mercedes all'aeroporto con due bellissime signorine, ti portano in un hotel di lusso. Non so se è cambiata l'organizzazione. No, 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 è sempre così squisita praticamente, veramente un bel festival. Poi è molto curato nei Sì, dettagli, sei accompagnato, ci sono i Q&A subito dopo il film, quindi bellissimo. sai, un contatto col pubblico che è vivo, è un gran festival. Iarussi veramente ha fatto Lo una sta gestione rilanciando. Sì, 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 perché molto, si molto, pensava molto brava. che dopo Laudadio in realtà io credo, Gianfra, che ci vogliono proprio anche i ricambi, anche per Sì, rinnovare. sono stimolanti quando Mm. si innestano in una tradizione bella, poi È vero, è sono vero. Allora, stiamo testando con Marco la tua voce. Marco è il nostro regista, ti saluta la mitica Eliana Buongiorno. Chiavetta. Eh, ciao, buongiorno. sempre più bella, ovviamente. Gianfranco, tu sei un esteta e quindi possiamo dirlo pubblicamente. Sto caricando per la diretta del sito, quindi vi sto seguendo, ma sto caricando un'altra Dacci un minuto e cosa. andiamo in onda. Non sono un cantautore, questa Fiorella Mannoia, ma torniamo immediatamente ai giorni di oggi, all'attualità. Dobbiamo partire con dei complimenti, delle congratulazioni. No? Tu dici? Secondo me. Assolutamente sì, è un grande onore. Ritorna con noi il maestro Gianfranco Cabiddu, regista, sceneggiatore. Lui è nato a Cagliari ma vive a Roma, etnomusicologo con studi di musica classica e jazz. In teatro ha lavorato con i grandi, è un regista bravissimo, ma è anche e soprattutto il direttore artistico del Festival Creusa de Ma Musica per Cinema, ispiratore dei 4 festival sardi, le isole del cinema. È con noi Gianfranco Cabiddu. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno a voi e grazie, grazie. Grazie a te caro, reduce da questo bellissimo premio al Bifest di Bari come miglior film nella sezione per il cinema italiano. Il documentario Su Maistu. Eccolo. Sì, sì. Raccontaci Come vedi, Gianfranco. la musica è sempre, Beh, diciamo, il mio filo conduttore. No, è un lavoro che ha portato via molti anni perché non si poteva fare in fretta. Ho seguito un po' alcune tappe della vita di questo grandissimo interprete dell'arte delle launetas, che sono uno strumento tipico sardo che risale praticamente all'epoca nuragica. Sono 3 canne che aprono veramente un mondo straordinario, e in più questo musicista, la sua vita, è un musicista che ha oggi 93 anni. La sua vita è una specie di, come dire, di almanacco della storia italiana e della storia culturale della Sardegna. È immigrato da giovane, ritornato, ha incontrato il pop, tante musiche nel mondo. Abbiamo girato quindi in Irlanda, in Scozia, a New York, dove una marea di musicisti lo conoscono proprio per la sua arte, per la sua profondità nella conoscenza di questo strumento magico. non abbiamo ancora detto il nome. Luigi Lai, Luigi e il Lai. film si chiama Suo Maestro, il maestro, perché c'è una cosa che è molto importante, che oggi si sta anche un po' perdendo, il rapporto praticamente tra un maestro e gli allievi, e lui racconta come ha imparato con i suoi maestri, ed è proprio una tecnica che risale veramente un po' come oggi si potrebbe trovare in India per il sitara, un rapporto di vita col maestro, per cui lo accompagnava il suo maestro nei lavori, lo aiutava nel lavoro della terra, della vigna, eccetera, eccetera, e poi imparava a suonare questo strumento, che è la maniera, diciamo, più profonda per assorbire una cultura, viverla. Gianfranco, è una sorta di mirroring il tuo, perché fai la stessa cosa con i tuoi splendidi allievi a Carloforte, ne ho una testimonianza diretta. Che luogo meraviglioso. Sì, Tipo, Eliana, che dici? tu lo sai che è il punto più ad ovest che esista d'Italia, Carloforte. No, non lo sapevo.
Sbaglio? È vero, è un'isola praticamente che quasi bisogna tenerla legata, se no se ne scappa in mezzo al Mediterraneo, nella parte ovest. Ti Se metti ne lì scappa. con un motorino e fai tutto il giro dell'isola, vai guardando una costa e l'altra, è un posto magico, ci ho lasciato il cuore da quelle parti, ma dobbiamo dare spazio anche alla musica. Adesso parliamo anche di questo. Torniamo subito dopo aver ascoltato Renato Zero con il maestro. Si parla di questa terra, si può prescindere dalla sua parola verso il suono più antico del Mediterraneo, il più grande suonatore di tutti i tempi. I think Luigi has a very special place in the history of the Launeddas because he is on this cusp. He's straddled the old world and the new world and the playing. So he is rooted in the old way and nobody after him. Ascoltare il suo suono ti crea uno stato meditativo, no? Una sorta di distacco dal pensiero e quindi una contemplazione del suono. Ten algo de máxico, porque non tes nin que falar a mesma lengua que a outra persoa. É como coñecer unha leyenda viva dun dos instrumentos máis antigos da nosa historia. Every musician in every century has brought some innovation, but obviously Luigi has brought a kind of sensitivity that I think is beautiful and vital for the survival of the instrument. He's the end of one chapter and the beginning of the next one. I love these instruments that sound at the same time ancient and modern. And to be with the master and yeah, very, very exciting. You know, it's great that as you go through life you can keep being surprised, finding things you didn't know about. Empezamos a tocar juntos y fue como si hubiésemos tocado toda la vida, porque es un músico extraordinario. Después que tocas con músicos como él, llevas contigo un poco de su alma para el resto de tu vida. I mean, music is coming from the human spirit. If it's really honest and it's really from the heart, one can relate. Era como vivir la experiencia de crear en un momento a partir de las raíces che tenemos nosotros y compartir nuestras raíces. Suonare Parischi inizio Luigi è un'esperienza che non si può raccontare, è come di vedere un treno in corsa che sta arrivando e ti spero che andrà sopra. La vita di Luigi Lai, Gianfranco, era già scritta, doveva fare il minatore, invece ha scelto di emigrare e quindi ha fatto tanti mestieri ma ha continuato a suonare. Sì, ha portato con sé queste 4 canne che l'hanno tenuto legato a una cultura, a una memoria, perché è una musica che si impara in maniera orale, per cui è una cosa che devi avere dentro la testa, cantartela e arriva un po' dallo stomaco, non è, anche lo strumento si impara cantando, per cui è qualcosa che attiene alla fine al tuo respiro, alla tua vita, poi si suona con una respirazione circolare che dà quindi una sorta di circolo magico
E niente, è una sorta di miracolo, e lui veramente, come gli ha riconosciuto l'Università di Bologna, è il primo al mondo a cui hanno dato una laurea proprio per una musica di tradizione orale, non scritta, non accademica, quindi proprio che arriva dalla pancia di una cultura, di un popolo, che però riesce a collegarsi con tutto il mondo, e l'abbiamo visto incontrando grandissimi musicisti a New York come Cristina Pato, che è la collaboratrice al pianoforte con Yo-Yo Ma, forse il più grande violoncellista vivente, oppure jazzisti come Paolo Fresu, Hurricane, Omar Sosa, quindi riesce ad entrare in contatto con i mondi più diversi proprio perché è un'essenza vera, non è folklore, ecco. Gianfranco, c'è una rassegna stampa, Eliana, enorme su questa su questo tuo premio al Bifest. Io ho letto tanto per prepararmi a questo tuo incontro. Mi ha molto colpito questa frase, appunto, che riguarda l'AI, che dice: la sua incredibile capacità di entrare in relazione con il mondo. Non bisogna guardarlo come un musicista folk, ma come un musicista universale. Questo mi ha colpito. È un po' quello che ci ha anche insegnato Peter Gabriel con Woman, no? Come no? Quando ha portato musicisti come Ali Khan dal Pakistan, dall'India, eccetera. Cioè, se una cultura ha una radice forte, sincera, poi si mette in contatto attraverso la musica, che è una lingua universale, con le musiche del mondo. Come dice un jazzista, appunto, che ha collaborato con Luigi a New York, che abbiamo registrato una musica antica ma è moderna, nella misura in cui è ancora capace di parlare. Senti Gianfranco, posso approfittare ancora del tuo prezioso tempo, perché voglio ancora raccontare. Tu sai, il nostro format si rivolge principalmente a giovani cineasti, giovani filmmaker, giovani che vogliono intraprendere questo meraviglioso mondo, e se mi permetti, dopo la pubblicità vorrei ritornare da te per poi andare alle 10 al notiziario. Ci puoi dedicare ancora qualche minuto? Sì. Grazie, grazie. Torniamo caro. fra poco, subito dopo i consigli di Radio In. E questo era il mio giorno più bello nel mondo, e noi auguriamo a tutti che oggi possa essere il giorno più bello del mondo. Chi lo sa, uno non se l'aspetta, in una giornata così improvvisamente accade qualcosa di memorabile, no? Per me è un giorno bello avere Gianfranco Cabiddu collegato, perché vedi? gli voglio così tanto bene, ma è una stima che è nata così davvero spontanea, ma poi davvero il suo percorso è davvero importante, Eliana. Volevo approfittare di questi 3 minuti, Gianfranco, per raccontare a chi ci ascolta, in particolare a giovani musicisti che vogliono intraprendere la strada della musica e suono per il cinema, questo tuo progetto di alta formazione che è il Campus. Sì, stiamo praticamente lavorando, adesso siamo in un momento cruciale, dopo aver sperimentato per 6 anni con gli allievi musicisti collegati agli allievi regia, montaggio e suono del centro sperimentale, stiamo cercando finalmente di dare una base solida e di aprire una sede di riferimento per giovani musicisti, in modo da applicarli poi ai lavori dei loro colleghi giovani registi, sia nell'animazione che nel muto che nel cinema di finzione. E quest'anno è un anno particolare perché ci troviamo come candidati ai Davide Donatello tanti film di registi, giovani registi del centro sperimentale, sia nei cortometraggi che nei loro esordi nel lungometraggio, e si trascinano i musicisti che hanno incontrato a Carloforte, con cui hanno iniziato a comporre prima negli esercizi, poi nel saggio di diploma e poi finalmente nel corto che gli apre le porte del cinema. Per cui sono molto contento che si siano create queste coppie. Ecco, sembra quasi che abbia messo su un sito di incontri, però mi fa piacere se queste coppie continuano a collaborare insieme. E tu ne sai qualcosa perché tuo figlio ha fatto un percorso analogo. Entrano dei pulcini ed escono delle aquile sotto le tue ali, Gianfranco. Volano. È bello vedere che ragazzi che volano. Luigi Lai
che mantiene questa tradizione, Esatto. ma ha senso proprio trasmetterla ai giovani. Senti, vedremo il film in sala, che logiche distributive stai seguendo, Speriamo, Gianfranco? guarda, speriamo, Dai. abbiamo dei contatti, speriamo che appunto anche il premio totalmente aspettato arrivato da Bari per un documentario Te lo meriti. anche altri film, e speriamo che adesso presto riusciamo a farlo sbarcare in sala e poi in Dai. televisione. Grazie Gianfranco Ti per ringrazio, questa mezz'ora che ci hai grazie a dedicato, sei grande. Buona Grazie giornata a voi. Gianfranco Evviva. Gabiddu e viva la Sardegna tutta, No, che meraviglia, guarda. Dovremmo essere più solidali e più uniti secondo me fra queste due isole che siamo...